Benvenuti tifosi del Napoli, se amate il nostro club con tutto il cuore premete il tasto mi piace così potrete rimanere sempre aggiornati con tutto il cuore sulle novità del nostro club. Breaking, infortunio Olivera, ecco il comunicato del Napoli, i risultati degli accertamenti. Arriva la diagnosi ufficiale di Mathias Olivera. Il comunicato del Napoli sulle condizioni del calciatore uruguaiano. Temevamo il peggio e così è successo. Le analisi effettuate questa mattina da Mathias Olivera a Villa Stewart hanno infatti evidenziato quanto si temeva: l'infortunio è molto più grave di una semplice distorsione. La diagnosi. Infortunio di Olivera, diagnosi e tempi di recupero. Ciò che si temeva è diventato realtà, con la diagnosi ufficiale dell'infortunio di Mathias Olivera che ha smentito le prime ipotesi su una distorsione al ginocchio. A seguito degli accertamenti effettuati questa mattina a Villa Stewart, effettuati dal dottor Canonico, il terzino ha accertato di aver riportato una lesione di secondo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Lo ha comunicato la stessa SSC Napoli attraverso un comunicato ufficiale, accolto con grande tristezza e rammarico dai tifosi. Ancora non si conoscono i tempi di recupero di Olivera, ma la gravità dell'infortunio esclude un ritorno in campo prima del 2024. La speranza comune è di vedere l'uruguaiano vestire nuovamente la maglia azzurra verso marzo, quando inizierà l'ultima parte del campionato. Ditemi napoletani che mancherà alla nostra squadra? Oppure no? Lasciate il vostro commento al video ed iscrivetevi al canale, grazie.